Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del TG Rossoblu, oggi giovedì 11 giugno 2020. Iniziamo l'edizione odierna parlando del bollettino del coronavirus, perché per il quarto giorno di fila non si registrano nuove positività al Covid-19, è quanto rilevato dall'unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. I casi accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza sono complessivamente 1361. In totale nell'isola sono stati eseguiti 65.175 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 10, di cui 1 in terapia intensiva, mentre 40 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.138 pazienti guariti, più 2 rispetto al dato precedente, più altri 42 guariti clinicamente. Nel bollettino non si registrano nuove vittime, 131 in tutto. Sul territorio, dei 1.361 casi positivi complessivamente accertati, 252 sono stati riscontrati nella città metropolitana di Cagliari, 98 nel sud Sardegna, 60 a Oristano, 79 a Nuoro, 872 a Sassari. E parliamo degli agenti di viaggio, sono circa 400 e dopo la quarantena e il lockdown ora sono circa 2000 posti di lavoro a rischio. Una situazione eccezionale, ha spiegato Mariano Pinna, c'è tutto un settore in crisi, oltre ai titolari e ai dipendenti, c'è da considerare anche l'indotto e qualcuno deve fare qualcosa. Loro, gli agenti di viaggio, il loro punto di vista lo hanno espresso, riempendo ieri la scalinata di Bonaria con decine di valigie. In ognuna un messaggio. La parola che ricorre di più è semplice, ma va dritta al cuore del problema: rispetto. Per la manifestazione sono arrivati in pullman da tutta la Sardegna, uniti più che mai. Il presidio è stato organizzato dalla Fiavet, ma alla protesta si sono unite anche le agenzie di viaggio indipendenti. I manifestanti, circa 200, si sono poi trasferiti in piazza San Cosimo per fare rumore con slogan e fischietti. Le richieste sono state rese pubbliche dal presidente della Fiavet Pileri, un contributo a fondo perduto all'agenzia per far fronte alle spese come affitti e utenze, la proroga della cassa integrazione non al termine dell'8 luglio, ma almeno a fine agosto. O ancora meglio, ha spiegato nei giorni scorsi Pileri, annunciando la protesta, se si riuscisse a prorogarla fino al mese di settembre per poter evitare i licenziamenti. La Fiavet chiede una svolta. I collegamenti, da sempre nodo cruciale, impediscono di fatto l'outgoing per quel che attiene l'incoming. Le nostre attività rappresentano il vero collante di tutti i servizi per proporre pacchetti. Quindi chiediamo che ci venga riconosciuto il giusto valore del nostro lavoro, svolto con professionalità e responsabilità. Questa è la rivendicazione. La legislazione impedisce di assemblare più di 2 servizi, per cui il nostro ruolo è fondamentale per unire e catalizzare hotel, trasporti, voli, traghetti, guide, tour, ristorazione, tutto quello che serve a tenere in piedi la complicata filiera. E la nostra terra, la nostra isola è la regina del mare di questa estate strana, sicuramente pandemica. Domina il podio l'isola per quanto riguarda il mare 2020, lasciando uno spazio anche alla Toscana. Sul gradino più alto di questa strana estate, per via delle regole contro il coronavirus, c'è il comprensorio sardo di Baunei. Al secondo posto la Maremma toscana, guidata dal comune di Castiglion della Pescaia. Al terzo il litorale di Chia, con il comune di Domus de Maria, ancora una volta in Sardegna. Tutte località che portano a casa le 5 vele di Lega Ambiente e Touring Club e che entrano a far parte delle proposte di viaggi contenuta nella nuova guida vacanze italiana, lanciata online. In tutto sono 15 le località marine e 7 quelle di lago, insignite delle 5 vele 2020. Posti, viene spiegato, dove si può
trascorrere una vacanza attenta all'ambiente, all'insegna di natura e acqua pulita, ma anche di eccellenze enogastronomiche e luoghi d'arte. Per il mare, al quarto posto, il comprensorio campano del Cilento antico, guidato dal comune di Pollica. Al quinto posto la Costa d'Argento e l'isola del Giglio, guidato dal comune di Isola del Giglio. Per la classifica delle regioni, al primo posto, ancora una volta la Sardegna, con la bandiera a 5 vele che sventola su 5 litorali dell'isola, seguita da Toscana e Puglia a pari merito con 3 comprensori a 5 vele. A seguire la Campania con 2 località, la Liguria e la Sicilia, con un comprensorio a testa. Per i posti lacustri, il lago del Mis in Veneto è al primo posto della classifica, a seguito dal lago di Molveno, Trentino Alto Adige, in seconda posizione dal lago di Fia, Bolzano, terzo in classifica, poi il lago di Garda, riva occidentale, al quarto posto. Il lago di Monticolo in Trentino Alto Adige al quinto, sesto e settimo posto per il lago di Avigliana in Piemonte e quello della Cesa in Toscana. E parliamo di voli, in questo caso parliamo di Alitalia, perché cresce il numero delle tratte e della compagnia di bandiera sulla Sicilia e sulla Sardegna. Dall'11 di giugno, quindi da oggi, la compagnia aumenterà i servizi aerei della continuità territoriale da Milano a Cagliari, mentre dal 13 raddoppierà il numero dei collegamenti da Milano verso Catania e Palermo. Dal 15 saranno aggiunti ulteriori voli fra Roma e i 2 aeroporti siciliani e verrà anche incrementato il numero dei collegamenti Roma-Cagliari in servizio di continuità territoriale. Lo stesso servizio fra Milano e Cagliari salirà da 4 a 6 al giorno e i voli fra Roma e Cagliari aumenteranno da 6 a 8 al giorno. Tutti i collegamenti all'Italia vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo. Gli aeromobili della compagnia vengono sanificati ogni giorno con prodotti ad alto potere igienizzante e grazie ai filtri EPA e alla circolazione verticale l'aria a bordo è pura al 99,7%, quasi come in una sala sterile. I voli addizionali per Cagliari partiranno da Milano alle 8:15 e da Roma alle 18:30. Da Cagliari i collegamenti aggiuntivi decolleranno alle ore 11:40 per Milano e alle 20:20 per Roma. Le tariffe dei voli in continuità territoriale stabilite dal relativo bando, come già in corso, seguono nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2 diversi schemi, uno per i residenti e l'altro per i non residenti nell'isola. Dal 16 settembre al 24 ottobre sarà in vigore un'unica tariffa per i residenti e per i non residenti in Sardegna. E parliamo di Vera perché ha debuttato in anteprima sui canali social di Luna Rossa la prima stagione della serie Challengers for Now, un racconto dietro le quinte della base di Cagliari attraverso immagini inedite, testimonianze dei protagonisti, tutti impegnati nell'avventura alla conquista del trofeo più ambito della Vera, cioè l'America's Cup. È chiaro che si parla di Vera, la serie si articola in 2 stagioni, ciascuna di 4 puntate, in cui vengono passati in rassegna gli avvenimenti che hanno caratterizzato quest'ultimo anno, dagli allenamenti allo sviluppo di scafo e foil, dal momento di tensione durante il disalberamento alla ripresa delle uscite in mare.
Gli spettatori potranno seguire il retroscena dell'attività a terra e in mare con immagini esclusive rese disponibili per la prima volta al grande pubblico. A raccontare il difficile percorso sono stati gli stessi velisti e componenti del team. È una sessione, si apre così la prima puntata che introduce il team e che illustra come vengono scelti i componenti della squadra e quali caratteristiche devono avere per affrontare una sfida che li vedrà impegnati senza sosta per oltre 3 anni. Quali sono i segreti di una barca che vola? Lo spiegano i progettisti del design team nel secondo capitolo. La terza puntata racconta l'inaspettato, l'imponderabile, che si nasconde anche dietro i calcoli millimetrici e che ti costringe a fermarti e a riparare i danni. Riuscirà il team a superare anche gli ostacoli più imprevedibili? Si capirà nella quarta puntata. Lo skipper e team director Max Sirena è sicuro. Essere challenger, sfidanti, ci ricorda ogni giorno qual è il nostro obiettivo e ci spinge a impegnarci sempre di più per raggiungerlo. Questa web series è un progetto a cui come team teniamo molto, soprattutto perché racconta il lungo percorso che c'è dietro una sfida così complessa come quella dell'America's Cup. E parliamo di ciclismo, parliamo soprattutto dell'eccellenza sarda, qual è Fabio Aru, perché la compagnia Emirates ha scelto gli uomini per i grandi giri che si disputeranno nei prossimi mesi e nelle file della squadra emiratina emerge un giusto equilibrio fra scalatori, velocisti e cacciatori di tappe. La lista completa di ciascuna formazione tuttavia verrà definita nelle prossime settimane. Per il Tour de France saranno in lizza, appunto con la maglia degli Emirates, Fabio Aru, Tadej Pogacar, Davide Formolo, Davide La Cruz, Alexander Kristoff. Saranno al Giro d'Italia invece Gaviria, Riceze, Molano, McNulty, Dombrovskis, Valerio Conti, Diego Ulissi, mentre per la Vuelta, il Giro spagnolo, selezionato sempre della Cruz, Formolo, Fabio Aru, Philipsen e Rui Costa. Siamo ottimisti, la solidarietà all'interno della squadra è stata un grande valore in questo periodo. Ci piacerebbe che continuasse in vista del ritorno alle corse. Queste le parole del team principal Mauro Gianetti. Il team dietro le quinte, ha detto, ha svolto un grande lavoro anche grazie al supporto degli sponsor per garantire un efficace protocollo di sicurezza per quando si riprenderà a gareggiare. La prospettiva di tornare a correre è entusiasmante per la squadra e per tutti noi. Gli stessi atleti sono più motivati che mai per misurarsi con il nuovo calendario. E voltiamo pagina, anche se restiamo sempre in ambito dello sport, perché parliamo del Cagliari, lo vedete nella foto ora in onda, Raja Nainggolan. Bene, Nainggolan non sta granché bene, distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Questo purtroppo è il risponso degli esami strumentali ai quali ieri è stato sottoposto il centrocampista del Cagliari, il belga indonesiano Raja Nainggolan. Per il Ninja sono ora previste terapie specifiche per recuperare da questo infortunio. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club. Il giocatore, che aveva già saltato l'allenamento di lunedì, non ha partecipato nemmeno alla partitella in famiglia di martedì sera alla Sardegna Aera e ieri, mentre i compagni erano a lavoro alla Seminello, ha cominciato le prime terapie. Apprensione fra i tifosi, come è ovvio, l'infortunio non è grave, ma il giocatore potrebbe essere a rischio per la ripresa del campionato, ricordiamo, previsto per il 20 giugno alle 21:45 al Bentegoni contro l'Hellas Verona. Bene, era questa l'ultima notizia del TG Rosso-Blu di oggi. Vi ricordo sempre sottotitolato in lingua spagnola e in lingua inglese. Io vi do appuntamento alle prossime edizioni e quindi vi auguro una buona giornata.